C'è un esposto depositato da alcune associazioni veneziane, siamo in attesa che la procura ci dica qualcosa, perché qui c'è un problema di tutela della salute della popolazione e i primi responsabili della tutela della salute sono i sindaci. Il comune non ha voluto ascoltarci, ci muoveremo di conseguenza. Una decina di associazioni, un unico cartello formatosi per combattere l'allarme smog ormai costante e un piano di azioni contenuto in un esposto presentato alla procura per il rischio sanitario derivato dalla continua esposizione alle polveri sottili. Nel mirino di gruppi come Opzione Zero, Cocit e Assemblea Permanente contro il rischio chimico c'è proprio Cafarsetti, colpevole secondo le associazioni di aver adottato misure che non contrastano il problema. Le misure adottate da questo comune, dal comune di Venezia, come da tutti gli altri comuni, rispecchiano quello che prevede il piano di risanamento dell'area regionale e sono misure irrisorie e ridicole. Qui c'è bisogno, di una cura da cavallo, sia sul piano, dell'emergenza, cioè dell'intervento immediato, sia sul piano di azioni che vanno sul medio e lungo periodo. I 7 sforamenti di PM10 già registrati in 13 giorni nelle centraline ARPAV lo stanno a dimostrare. E poco importa se il maltempo di queste ore dovrebbe abbassare i livelli, l'emergenza resta costante. Tra i 13 punti proposti e mai recepiti dall'amministrazione c'è l'attivazione di una campagna di monitoraggio sulla salute dei cittadini, l'avviso alla popolazione tramite pannelli ed SMS ad ogni sforamento di PM10, un piano di guida per la tangenziale di Mestre con regolazione di flussi di veicoli e anche limitazioni al traffico ad ogni sforamento. E ancora più lavaggi delle strade, tariffe agevolate per gli ecobus, un vero piano che da Mestre potrebbe allargarsi a livello regionale, anche con manifestazioni e flash mob, il primo già domani previsto a Marghera.